Nella primavera del 71 a Felicudi ci fu un fenno per un mese, perché ci fu un fenno perché gli stati avevano deciso di mandare 15 boss mafiosi da per farci fare la prigionia. Ma non boss così, da mezzo c'era rubata la mente. E giustamente i cristiani dicevano, ma siete fuori da noi che campamo di turismo, così non affossate. Ma il stato italiano disse, no, così sa fare. E allora si crearono barricate. A una banda di cristiani e all'altra banda di militari, e fu così per un bello poco, insieme a quando i cristiani di Felicudi per potersi a cominciare a bruciare tutti gli schede elettorali. E allora il stato italiano. Ci mannaro 250 militari e Ducamio. Ma poi che avevano a fare con Ducamio e c'erano i filicuti si usano solo id. Insomma, fu così per una picche tempo, fino a quando i filicutari dissero va bene, la rinnimo, andiamo. Andiamo tutti però, cristiani e animali, e lasciarono completamente vuota l'isola. E si n'era liberi nei parenti e alberghi, e l'amministrazione ci pagò tutti i cosi. Fu allora che Stato disse forse fecero una minchiata. Si pigliarono i mafiosi e si portarono all'asinara, e a così i filicutari aggirarono a casa. Fu la prima volta in Sicilia che a tutta una città si votò contro la mafia.